In questo 2020 viviamo il 12° appuntamento annuale della gastroenterologia e nutrizione pediatrica che viene proposto dal Centro di Gastroenterologia Pediatrica dell'ULSS 9 Scaligera. Il tema di quest'anno viene racchiuso nel titolo "Dal latte allo smartphone, le risposte di pancia". È un tema che sottende un percorso che inizia con l'alimentazione del neonato auspicabilmente nutrito con il latte della mamma e finisce poi nelle età più avanzate, ovvero quella dell'adolescenza, quando il ragazzo e la ragazza si nutrono non solo di alimenti ma di tanto altro, in primis di tutte le nozioni che attraverso il mondo digitale e appunto il loro smartphone possono ricevere. Il convegno si compone di 2 sessioni. La prima, intitolata "Il cibo del lattante", riguarda appunto tutto ciò che riguarda l'alimentazione del neonato e del bambino nei primi mesi di vita. Il latte materno è senza dubbio nutrizione, per definizione, ma è anche protezione ed è soprattutto relazione. Ed è su questo aspetto, sul modo con cui la madre e anche eventualmente altri familiari nutrono il piccolo bambino, che si concentreranno le attenzioni della discussione durante i lavori congressuali. La seconda parte è più ampia, il titolo è "Alimentazione, comunicazione e il linguaggio del corpo". Allo stesso modo il ragazzo che affronta tutta una serie di esperienze di vita deve all'interno di queste imparare, essere educato a mangiare bene, perché ciò è buono per la sua adolescenza, ma poi in prospettiva per tutto quello che sarà l'età successiva. E in questo contesto, abbiamo detto, la presenza di un nuovo strumento, di un nuovo mondo digitale ha senz'altro un'attinenza in tutte quelle che sono le relazioni, anche in riferimento al cibo. Ed è per questo che mostreremo tutta una serie di lavori scientifici ed anche di immagini innovative legate alle neuroscienze, dove si vedrà come il cervello dei ragazzi ha un certo tipo di sviluppo a seconda che l'attenzione loro sia legata allo smartphone in maniera adeguata o, come succede e l'abbiamo visto in una nostra ricerca, nel circa il 20% dei ragazzi veronesi, anche nelle condizioni di abuso da strumenti digitali. Tutto questo auspichiamo che sia efficacemente assorbito dai ragazzi di oggi e quindi in un riassunto che vediamo nella locandina, ovvero in un percorso che inizia dal latte materno e che poi arriva allo smartphone, nel quale viene ricordata la relazione del neonato ed anche le conseguenze sui sintomi della sua pancia, ma potremmo dire di tutto il suo organismo. Auspichiamo appunto che possa diventare un elemento costitutivo della persona, del bambino e del ragazzo di oggi.